Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Quest'oggi parleremo di cimice asiatica, del grande problema per l'agricoltura e per alcune colture in particolare. Argomento che abbiamo già affrontato lo scorso anno con il professor Alberto Pozzebon dell'Università di Padova, del Dipartimento DAFNAE, che oggi ritroviamo. Quindi a un anno di distanza ci eravamo lasciati con una situazione disastrosa, però è cambiato qualcosa, professore. Ci spiega perché? Buongiorno intanto. Buongiorno a tutti. Sì, è cambiato, diciamo, l'annata 2020 è stata caratterizzata in generale, soprattutto per la prima parte di stagione, da una bassa presenza del fitofago. E questo è probabilmente attribuibile per buona parte all'andamento climatico della primavera. Ci sono stati degli eventi di gelate tardive verso il 20 di marzo e i primi di aprile, con temperature minime che sono arrivate per qualche ora anche a meno 4 gradi, e in una fase in cui la cimice era già fuoriuscita dai propri siti di svernamento. Secondo le nostre stime, in quelle fasi c'era almeno metà, 40% della popolazione svernante che era già fuoriuscita dai siti di svernamento, e i livelli, le temperature minime hanno determinato una certa mortalità. Noi abbiamo fatto delle prove di laboratorio, abbiamo anche già pubblicato i dati e abbiamo visto che temperature fino a meno 5 gradi possono causare fino a un 40% di mortalità delle popolazioni esposte. Quindi questo è già un primo risultato, sappiamo che l'andamento climatico va ad influire fortemente sulla popolazione delle cimici. Ricordiamo che tutto questo, che la vostra ricerca, che la ricerca dell'Università di Padova e poi della Regione con Veneto Agricoltura, si muove all'interno di un progetto che la Regione Veneto ha proprio varato lo scorso anno per far fronte a questo grave problema. Come avvengono le prove che state effettuando in campo? Cosa esattamente state facendo in questo ambito per combattere la cimice? Beh, diciamo nell'ambito di questo progetto regionale e anche in coordinamento con l'unità operativa fitosanitario, abbiamo delle azioni di ricerca e sperimentazione che riguardano diciamo, la comprensione dei fattori che promuovono il controllo biologico, perché l'altra novità è che l'anno scorso sono iniziati anche i lanci della cosiddetta Vespa Samurai, il Trisocus japonicus, che sono stati eseguiti in Veneto, e diciamo la parte di ricerca e sviluppo riguarda proprio la comprensione di quali sono i fattori che promuovono il controllo biologico della cimice asiatica. Oltre, poi un altro filone, una serie di attività, sono attività di campo e di laboratorio. Allora, per far questo si parte dalla comprensione della biologia dell'antagonista naturale, della biologia del fitofago, per capire quali sono, come intervenire. Altre attività sono in campo e riguardano la comprensione di come gli agricoltori possono gestire il proprio frutteto, agroecosistema, diciamo, per promuovere il controllo biologico, proprio per ridurre l'impatto della cimice asiatica, e infine anche delle attività di ricerca per la gestione della cimice asiatica, quindi dalla prove di laboratorio, di campo sul miscele insetticide, a diciamo quello che stiamo adesso, anche mezzi tecniche alternative come la cattura massale, che è una, diciamo, una novità che abbiamo approfondito nel corso dell'anno scorso e su cui lavoreremo anche quest'anno. Quindi questa attività di ricerca poi anche si confronta con la situazione di altre regioni in Italia e magari anche all'estero. Com'è la situazione anche dalle altre parti? Sì, beh, noi abbiamo fatto anche, insomma, circa 2 settimane fa, il 3 marzo, un evento, un seminario in cui è stato invitato anche il coordinatore del progetto nordamericano sulla cimice asiatica, e il confronto è abbastanza, diciamo, frequente. In qualche modo, ecco, diciamo che a livello nazionale diversi enti di ricerca sono coinvolti in un'altra azione del progetto, diciamo, regionale, che è quella del lancio della Vespa Samurai, dell'allevamento e del lancio, e in questo ambito diciamo, c'è una forte collaborazione. Anche in questi giorni, diciamo, stiamo
ci stiamo sentendo proprio per capire come ci si muoverà nel corso nel 2021. Ricordiamo per chi ci segue, quali sono le colture più colpite dalla cimice asiatica? Beh, sono numerose le colture, sicuramente le colture frutticole, pero innanzitutto, melo. Ecco, l'anno scorso, per esempio, le varietà tardive di melo hanno subito una certa quantità di danni, insomma, rispetto, per esempio, al pero che in generale, rispetto alle annate precedenti, ha avuto una minore pressione del fitofago. Anche le drupacee, il pesco, il ciliegio, è una specie polifaga che va su numerose colture estensive, mais, soia per esempio, colture orticole, peperone, sono diciamo soggette all'attività e ai danni diciamo di questo insetto che causa danni economici su Eh queste sì, colture. abbiamo visto quali sono stati i danni ingentissimi, soprattutto alla frutticoltura lo scorso anno. Professore, qual è il periodo di maggiore attacco, di questo fitofago? Ma i danni, per esempio, dipende dalle colture. Prendendo ad esempio le due colture frutticole, oltre al kiwi, ecco, ma che sono maggiormente soggette all'attività di questo insetto, il pero e il melo. Per esempio, nel caso del pero, c'è una maggiore sensibilità colturale ai danni precoci e questi sono determinati dall'attività alimentare, delle punture di suzione della popolazione che esce dai siti di svennamento, no? Quindi quella che passa l'inverno va soprattutto a colpire i frutti di pero dopo la legagione, quindi è la parte più sensibile, la fase più sensibile per la coltura. Ad esempio, nel caso invece del melo, le infestazioni e i danni sono per lo più attribuibili ad infestazioni tardive, quindi abbiamo danni che avvengono che sono legati all'infestazione e alla presenza della cimice asiatica verso la fine della stagione a fine estate. Quindi dipende un po' Quindi, dalla coltura, insomma, chiaro, dalla quindi un periodo di azione molto ampio, quindi. molto ampio. Questo beh, è uno dei fattori che rende la cimice asiatica particolarmente complessa nella gestione, perché c'è la polifagia, che quindi non è legata ad una singola coltura, ma colpisce numerose colture e si può moltiplicare e sviluppare su numerose piante. Il fatto che ha un'elevata mobilità e quindi questo determina anche la comparsa spesso improvvisa di infestazioni perché si muove un adulto, può volare dai 2 ai 5 km al giorno e appunto trae vantaggio da una dieta diversificata, quindi va dove trova maggiore disponibilità di risorse alimentari. E questo sono due aspetti che la rendono particolarmente insidiosa, legate al fatto che la lotta chimica non è pienamente efficace o non è efficace come lo è per altri fitofagi delle colture frutticole, per esempio. Proprio, soprattutto gli effetti residuali dei prodotti insetticidi sono minori rispetto a quelli che si osservano per altri fitofagi. Questo determina che l'insetto che arriva, colonizza una coltura, solo gli insetti che vengono in contatto direttamente con l'insetticida muoiono, quelli che arrivano dopo e colonizzano la coltura su cui ci sono dei residui di insetticida hanno una maggiore probabilità di sopravvivere e quindi di arrecare danno. Bene, ascolti professore, poi chiudiamo. Quali scenari lei vede nei prossimi mesi? Ma l'auspicio, allora l'anno scorso non abbiamo avuto modo, diciamo, era precoce la valutazione dell'effetto del lancio e del controllo biologico. Quello che abbiamo osservato è che noi abbiamo un ampliamento dell'areale di presenza di Trissolcus mitsukuri, che è una specie di parassitoide che è di origine asiatica e quindi antagonista naturale della cimice asiatica presente in Veneto dal 2016, che ormai è presente anche con buone entità, buoni livelli di parassitizzazione un po' in tutto il Veneto. Abbiamo fatto i lanci di Vespa Samurai, che abbiamo visto che si è, diciamo, in qualche modo insediata almeno nel corso della scorsa stagione. Adesso dobbiamo vedere se ha passato l'inverno e se si svilupperanno le popolazioni. Quindi il contributo del controllo biologico sarà quello di ridurre probabilmente a livello ampio, territoriale, la pressione dell'insetto,
Purtroppo l'insetto resterà nei nostri ambienti. Io non mi aspetto, come è impensabile pensare, l'estinzione della cimice asiatica, per cui probabilmente in un futuro a lungo termine resterà comunque un insetto da gestire. Nel breve termine vedremo come va l'andamento climatico, soprattutto di quest'anno, se parliamo al 2021, perché diciamo potrebbe esserci ancora da tenere sott'occhio e con una certa attenzione l'evoluzione delle popolazioni di questo insetto. Bene, diciamo che la cimice asiatica comunque avrà vita dura, nel senso che gli strumenti che si stanno mettendo in campo per combatterla non mancano di sicuro. Ringraziamo il professor Alberto Pozzebon dell'Università di Padova, Dipartimento DAFNAE, per essere stato oggi qui con noi. Abbiamo fatto un po' velocemente il quadro sulla situazione della cimice asiatica. Grazie ancora e un arrivederci alla prossima occasione.